Buongiorno Taranto, buongiorno, oggi è venerdì 12 di giugno, un venerdì in cui le sveglie non suonano, succede ogni tanto e quindi non ci si sveglia e si arriva tardi. Oggi iniziamo tardi ma ci siamo. Dall'altra parte del vetro Piero Caffio, io sono Valentina Castellaneta e partiamo direttamente con la nostra rassegna stampa. Corriere del Mezzogiorno apre con Natuzzi, ora tratta con i creditori, la multinazionale richiede l'avvio delle procedure per mantenere il controllo del gruppo, l'obiettivo è attuare la ristrutturazione aziendale entro un anno, sospese le attività in 2 stabilimenti. E poi invece a centropagina, ascolto musica e amo la fotografia, qualche paziente ancora mi chiama. Martedì scorso, in concomitanza del suo 100° compleanno, è stato premiato in comune dal consigliere Carrieri il Peppino Mazzilli. Nel tempo è rimasto l'istituzione della medicina di Bari e insomma è stato premiato centenario ormai. Maggioranza in silenzio, l'ex marito a Starace, alimenti sempre pagati. Stiamo parlando dell'assessora regionale Starace che insomma in questi giorni se la sta vedendo brutta per una brutta inchiesta. Passiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, industria al bivio, Natuzzi ferma 2 stabilimenti, esodo per 120 addetti, ex Ilva indotto protesta, basta chiacchiere, dateci i fatti. Ne parleremo fra poco con Domenico Palmiotti. E poi l'analisi a giugno 2027 nel mirino del centrodestra, Giorgia Meloni intende approvare in tempi stretti la nuova legge elettorale e votare a giugno dell'anno prossimo, se non addirittura ad ottobre. Regione Puglia, la maggioranza Serra e Ranghi, confronto in giunta consiglieri e poi Meloni va all'attacco, scontro con Vannacci, ieri uno scontro durissimo, insomma ha detto Meloni a Vannacci fate il gioco della sinistra, e poi è esploso il caso Ginocchiere, una lite con veramente poco elegante, devo dire la verità come termine, per il Movimento 5 Stelle. Tra Puglia e Roma, caldo e disagi in attesa dei treni, linea chiusa per 20 giorni per i cantieri, quindi ci saranno i treni sostitutivi per Roma. L'edicola velocissimamente, la Cina sempre più vicina alla Puglia, una delegazione ufficiale della Repubblica Popolare incontra i vertici di Confindustria Bari e Batti. Il confronto rappresenta una grande opportunità per le imprese locali per favorire nuovi investimenti. E anche qui c'è l'ex Ilva De Caro invoca l'intervento dello Stato. Ieri dal congresso nazionale della UILM che si è tenuto a Bari, il presidente della regione Antonio De Caro ha chiesto l'intervento dello Stato in Ilva, nella gestione dell'Ilva. E poi anche la Natuzzi, niente chiusura delle aziende. Poi ancora siamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, De Caro maggioranza in pressing, cambio di passo, oltre la sanità vertice col governatore, dagli affitti brevi al fine vita, ecco le leggi priorità. E poi anche qui troviamo il congresso della UILM perché Rocco Palombella, segretario nazionale della UILM, lascia la UILM dopo 16 anni. Ora Spazio ai Giovani, si parla di Davide Esperti, segretario generale della UILM di Taranto, insomma Taranto in questo caso nel sindacato sembra ormai essere arrivato ai vertici. Noi ora ci fermiamo e quando torniamo parliamo di Ilva. E noi anche vogliamo capire un po' di cose sull'ex Ilva, perché in questi giorni sta succedendo un po' di tutto e per farlo non possiamo che non parlarne con il giornalista Domenico Palmiotti. Buongiorno Domenico. Buongiorno Valentina, buongiorno ai telespettatori e agli ascoltatori. Insomma Domenico, ci sono tante cose in questo momento, tantissime cose tutte insieme. Ieri De Caro ha chiesto, partiamo da questo, De Caro chiede l'intervento dello Stato, l'ha chiesto dal congresso della UILM a Bari e mi sembra che fosse piuttosto perentorio.
Sì, De Caro ha ribadito una cosa che ha già detto, ovvero che questa partita si risolve solo se lo Stato assume un ruolo significativo e importante, si fa carico dell'azienda. Ma direi che già prima di De Caro anche il mondo dell'impresa, e cito Federmeccaniche, che è la federazione di Confindustria che raggruppa le aziende del settore metalmeccanico, chiede l'intervento dello Stato. Anzi, Confindustria chiede che la proprietà, la gestione di questa azienda resti in mani italiane, pur non facendo nomi, e dice: lo Stato ha già l'energia, ha già alcune cose importanti in mano, perché non anche l'acciaio, visto che l'acciaio è il primo anello della filiera industriale che riguarda poi la metalmeccanica, la lavorazione dei prodotti e la manifattura italiana. La verità è però che di una possibilità di cordata italiana ancora non si vede l'ombra, perché nelle ultime 2 gare che ci sono state le imprese italiane hanno partecipato, ma soltanto per degli impianti a latere dei grandi stabilimenti. È il caso di Marcegaglia, che per esempio è interessato agli impianti di Racconigi, che sono i più piccoli del gruppo Ilva, però diciamo gli stabilimenti grandi, importanti, Taranto e Genova, Novi Ligure, su questi non sono arrivate offerte di gruppi italiani, tant'è che nella gara di un anno fa si presentò Bacustil, si presentò Jindal, poi nella gara ultima si è presentato Flax, e poi a proposito di questo, Flax sembra essere tornato in un'altra veste, ma sembra essere tornato. Sì, Flax ha annunciato 2 giorni fa come sarà fatto il tavolo tecnico industriale per l'Ilva, ha detto anche alcuni nomi, ma io francamente in questa notizia vedo soltanto una esplicitazione di cose che Flax aveva già annunciato già un mese fa. Più o meno Flax aveva annunciato la costituzione di questo tavolo, l'altro ieri ha precisato quale sarà la mission di questo tavolo, cosa farà, chi ne farà parte. Il punto non è costituire tavoli che possano anche andare bene, il punto è: Flax da investitore interessato all'ex Ilva, quanti soldi metti, che investimenti fa, come li fa, con quali tempi, e questi sono rimasti dei punti interrogativi irrisolti. Con i commissari il discorso con Flax si è arenato ai primi di aprile, quando Flax, invitato e sollecitato a chiarire la parte finanziaria della sua operazione, ha sempre nicchiato, non ha mai fornito risposte chiare, anzi aveva chiesto anche 500 milioni di prestito allo Stato, che avrebbe restituito in 6 mesi / un anno, dicendo che la situazione dell'azienda è tale per cui lui aveva difficoltà poi ad accedere a linee di credito bancario. In questo c'è anche un po' di contraddizione, perché andando indietro nel tempo Flax aveva sempre detto il mio fondo ha soldi, siamo abbastanza liquidi, lo gestiamo io e mia moglie, non abbiamo sì, abbiamo coinvolto le banche, però possiamo affrontare queste operazioni. In realtà poi queste garanzie finanziarie che sono state chieste non sono mai sarebbero chieste, come giuste che sia, a tutti gli imprenditori, gli operatori che dovessero affacciarsi sul dossier Ilva, non sono mai state fornite. Sì, non si è mai concretizzato. E poi c'è la questione dell'indotto che insomma in questa situazione arranca fortemente ancora. Sì, ci sono ancora delle criticità per l'indotto, anche se una parte di imprese, diciamo quelle che stanno più in salute discretamente, quelle che hanno meno problemi di affidabilità bancaria, dovrebbero avere i soldi da SACE, perché a valle dell'ultimo decreto legge convertito in legge, quello che ha assegnato i 149 milioni di euro qualche mese fa, i soldi che sono arrivati ad aprile ad Acciaierie d'Italia, SACE ha riattivato poi il meccanismo di sostegno verso le imprese. Poi ci sono anche gli altri 100 milioni di prestito che il governo ha assicurato ad Acciaierie d'Italia nelle scorse settimane, quindi 149 e 100, siamo già a 249, però un'azienda come l'Ilva brucia un sacco di soldi. Non bastano mai. Quindi
Insomma, continuiamo a rimanere in questo limbo, mi sembra. Diciamo che già a metà estate si porrà nuovamente il problema delle liquidità. Attenzione però, perché l'Unione Europea, quando ha dato il via libera al prestito da 149 milioni, probabilmente consapevole che la partita non sarebbe stata chiusa né a maggio né a giugno, come al momento è, aveva alzato l'asticella del prestito ponte e aveva detto: va bene, potete dare soldi, voi Italia, potete dare soldi a ex Ilva sino a un massimo di 390 milioni. Quindi abbiamo ancora un margine rispetto a quanto abbiamo dato e quanto potremo ancora dare nei confronti dell'ex Ilva, però non è un margine amplissimo, no. E quindi una volta esaurito quest'ultimo budget, che si fa? Poi il problema finanziario diventerà pressante e significativo, quindi bisogna tirare una linea, anche perché dopo 2 anni di amministrazione straordinaria, continuare ad immettere soldi nell'azienda, avere ancora una produzione bassissima, avere migliaia di lavoratori in cassa integrazione, poco più di 3.000 a Taranto, e non vedere una linea di approdo, non vedere ancora una conclusione, una soluzione, non è facile. Non è nemmeno sostenibile dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché si ingenera, diciamo, l'idea che questa azienda sia sussidiata, assistita dallo Stato e con essa anche i lavoratori, ma non si vede nessuna soluzione. Vanno bene gli aiuti, i sostegni, però per una prospettiva temporale limitata, circoscritta, non all'infinito. Certo, grazie Domenico Palmiotti per averci elargito la tua saggezza. Buona giornata. E noi adesso ci fermiamo, linea alla regia. Che pezzone, Piero Caffio ci riporta all'adolescenza. Questa era Natalie Imbruglia con Torn, e noi adesso parliamo di Ilva, torniamo a parlare di cose serie, perché USB ha chiesto un registro tumore dedicato ai lavoratori dell'ex Ilva per conoscere con criteri scientifici l'incidenza delle patologie, il numero di decessi e l'eventuale collegamento con l'attività svolta all'interno della grande fabbrica. E per farlo noi abbiamo in collegamento Luciano Falvo, segretario aziendale ex Ilva di USB. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, un registro tumore per tracciare, per capire l'incidenza delle malattie all'interno della fabbrica. C'è ancora questo pericolo? È ancora grave? Secondo noi sì, c'è pericolo, perché negli ultimi tempi tanti colleghi sono venuti a mancare proprio per patologie tumorali. Noi vogliamo capire, scoprire, diciamo, la verità, se c'è correlazione, ovviamente, e secondo noi c'è, ovviamente con tutto quello che produce all'interno dell'Ilva, per quanto riguarda le polveri sottili, per quanto riguarda tutte le sostanze cancerogene che sono all'interno dell'Ilva. Abbiamo chiesto, diciamo, questi dati che, diciamo, dal 2019 ad oggi, anche perché dobbiamo capire effettivamente reparto per reparto cosa vanno incontro i lavoratori. E avete chiesto all'ASL e alla Regione Puglia una collaborazione, però al momento l'unica risposta è arrivata dall'ASL di Taranto, che vi ha convocato per un primo confronto sul tema. Sì, da parte dell'ASL di Taranto, infatti dopo 3 giorni dalla richiesta ci ha convocato, siamo stati ieri con loro a fare, diciamo, il primo punto della situazione. Ovviamente adesso ci aspettiamo una convocazione da parte regionale, anche perché ovviamente da quanto abbiamo appreso i dati ufficiali sono fermi praticamente al 2023. E come mai? Avevamo chiesto fino al 2026, c'è bisogno della regione poter accelerare. Come, scusi? Dicevo, come mai, com'è possibile che non ci sia già Non la sento. Non mi sente, Piero? Chiedevo com'è possibile che non ci sia. Adesso la sento. Chiedevo com'è possibile che non ci sia già un registro, comunque un'attenzione nei riguardi dei lavoratori dell'ex Ilva su questo tema. Com'è possibile che non siano monitorati? Questo in tutta sincerità ce lo siamo domandati anche noi.
Io ricordo nel lontano 2016, quando ci fu praticamente lo studio Sentieri e gli ISS che fecero praticamente uno studio su Taranto, il quale già lì emerse che c'erano praticamente 13 patologie tumorali, anche del 100% sulla media nazionale. Allora, secondo noi è tutto fermo al 2016, ecco perché diciamo stiamo cercando di affrettarci ad avere questa documentazione, perché la media di esposizione di un lavoratore della nostra generazione è arrivata già a 28 anni. Siccome all'interno di quella fabbrica della vecchia generazione quasi mai nessuno ha superato 28 anni di stabilimento, allora ci desta molto preoccupazione capire cosa ci può succedere se dovessimo rimanere 43 anni all'interno di quello stabilimento, se mai dovessimo arrivare. Anche perché si entra molto giovani a fare gli operai. Mi sente? Sì, io la sento. Dicevo, si entra molto giovani a fare gli operai. Ah, sì, perché sì, diciamo la nostra generazione è entrata sui 20 anni. E quindi certo che sono 40 anni di lavoro. Con l'ASL di Taranto però diciamo che sarebbe troppo poco probabilmente, perché non tutti gli operai vivono a Taranto. Per questo c'è la necessità della regione, per questo è centrato il punto. C'è la necessità della regione che possa ovviamente accelerare anche su tutte le province per questi dati. Ho capito, va bene, io ti ringrazio e insomma ci aggiorniamo su questo tema che è piuttosto duro e importante, probabilmente molto duro da ascoltare, però è la realtà dei fatti di chi lavora all'interno della fabbrica. Sì, è una dura realtà, anche perché fa male ricordarlo che solo in quest'anno sono morti 6 colleghi ovviamente per patologie tumorali. Siamo all'inizio di giugno, parecchi si sono ammalati, parecchi ovviamente stanno all'inizio di questo brutto processo, di questo brutto percorso che porta ovviamente alla distruzione sia della persona che delle famiglie e quant'altro. Ecco perché abbiamo poco tempo, secondo me abbiamo poco tempo e dobbiamo dare un'accelerata per quanto riguarda ovviamente questi dati e quello che si può fare ovviamente per evitare un'esposizione troppo lunga all'interno di quella fabbrica. Grazie mille a Luciano Falvo, segretario aziendale ex Ilva di USB, e ci riaggiorniamo. D'accordo, grazie, buona giornata. Buona giornata. E noi adesso ci fermiamo perché c'è il GR nazionale. Sa proprio di estate questo pezzone dei The Colors con una marea di altra gente, si chiama Partenope, sa anche molto di Costiera Amalfitana, di Napoli, bello, ci fa venire voglia di partire. E adesso però torniamo alla dura realtà della nostra città, anche se c'è stato un passo avanti del Consiglio Comunale, anzi un dietrofront potremmo definirlo, sulla questione dei parcheggi ai disabili, perché come sapete ne abbiamo parlato tante volte, c'era stato il 18 maggio un inasprimento del regolamento e quindi il pass oppure il pass disabili, il CUDE, quindi, oppure la richiesta di stallo per i parcheggi disabili sotto casa poteva essere fatto soltanto dal diretto interessato, quindi il disabile che fosse un malato, un ragazzino autistico, anche perché c'è stata anche questa apertura molto importante verso chi ha delle problematiche psichiatriche, doveva essere però ritirato dal diretto interessato. Capite che non è sempre possibile. Immaginiamo a dei pazienti chemioterapici che in un periodo della loro vita non possono assolutamente muoversi da casa, sono allettati e hanno bisogno di quel pass, hanno bisogno di quello stallo per rendere più veloci possibili i loro spostamenti, soprattutto per chi non può prendere malattie, per chi rischia, è immunodepresso, tantissime situazioni, e purtroppo si erano visti negare il pass. Lo scorso Consiglio Comunale è stato approvato il ritorno in commissione servizi di questo regolamento e quindi un'apertura. Io ho intervistato Luana Riso, la consigliera comunale di maggioranza, che ha presentato uno dei 3 emendamenti approvati. Vediamo cosa cambia. Consigliera Luana Riso, ieri in Consiglio Comunale
si è dibattuto aspramente, potremmo dire, sulla questione del contrassegno ai disabili, quantomeno sul ritiro del contrassegno ai disabili, che fino ad oggi deve essere fatto personalmente dalla persona interessata, che può essere, non è detto che sia soltanto un disabile ma anche un ammalato, mentre da oggi cambiano le cose. 3 gli emendamenti votati, 1 è il suo. Sì. Cosa cambia? Allora, diciamo che insomma dal Consiglio Comunale di ieri sicuramente è uscita un indirizzo politico compatto, e cioè la sensibilità verso questa problematica. Noi abbiamo adottato il 18 maggio, dopo un'ampia discussione nella Commissione Servizi, il nuovo regolamento sul contrassegno CUDE, il quale prevede che almeno una volta, o alla richiesta o al ritiro, deve recarsi direttamente il disabile. Che cosa è successo? Ci siamo accorti, perché giustamente insomma c'è stata l'espressione di un disappunto, ma è giusto che sia così, ci siamo accorti che probabilmente questa normativa della necessaria presenza del disabile negli uffici della polizia locale non sempre è praticabile, perché ci sono situazioni particolari che vanno vagliate. Naturalmente attraverso un confronto anche con quello che è stato che è il garante della disabilità a livello regionale, effettivamente ci sono delle linee guida della Regione Puglia che vanno un po' riviste. I caregiver potranno ritirare il pass per i disabili? Allora, il nostro orientamento e quindi l'indirizzo politico è questo, va proprio nel senso di quello che lei mi dice, cioè nel senso che comunque attraverso un'apposita delega noi abbiamo chiesto che proprio il regolamento ritorni in Commissione Servizi per poterlo modificare proprio su questo. I familiari, i caregiver, gli amministratori di sostegno muniti di delega potranno sia andare a chiedere il rilascio del CUDE che andare a ritirarlo. D'altro canto ci sono altri comuni che utilizzano questa prassi, questa consuetudine. Lo stesso Comune di Roma prevede addirittura che la richiesta ed il rilascio avvengano in via telematica. E quindi dobbiamo aspettare la prossima commissione servizi, giusto? Esatto, e quindi la modifica del regolamento. Però diciamo l'orientamento del Consiglio Comunale, cioè di tutti coloro che hanno votato quindi all'unanimità questi emendamenti, è per l'appunto di modificare il regolamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista è una vittoria vinta dai soggetti disabili, ma è anche un atto di civiltà dimostrato dal Consiglio Comunale. Sì, in effetti è proprio un atto di civiltà, perché rendeva difficile, ma soprattutto discriminava alcune persone, come per esempio il caso di Stefano e Alessandra, che noi abbiamo raccontato qualche tempo fa proprio su Radio Cittadella. E adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Erano i New Order con True Fate, e siamo sempre qui, seconda, quasi l'ultima parte di Buongiorno Taranto di questo venerdì, e adesso cerchiamo di andare verso temi più allegri, ecco. Parliamo della rassegna cinematografica Tamburi sotto le stelle. Sì, perché ragazzi, ci sono aperte diverse arene estive, finalmente riaperte, è tornata questa moda che io adoravo. Non so Piero Caffio se gli piace andare a vedere cinema all'aperto d'estate, è una cosa che trovo bellissima, tra l'altro soprattutto quando si possono rivedere dei grandi classici. E per capire di che cosa si tratta noi abbiamo sguinzagliato la nostra Federica Pompamea. La piccola arena Taras ha accolto per la prima volta la comunità ionica. Un nuovo spazio cinematografico all'aperto è nato all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, con l'obiettivo di creare momenti culturali di condivisione e socialità. L'iniziativa, promossa dal brand Raffo e realizzata dall'associazione Afosei insieme con Isola Cooperativa Sociale e il patrocinio del Comune di Taranto, ha permesso la realizzazione della rassegna Tamburi sotto le stelle, un programma che accompagnerà la comunità tarantina per tutta la stagione estiva fino a settembre, come ha raccontato Giovanni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei. L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i tamburi come appunto il Parco di Lulù,
che diventa ancora di più un luogo di aggregazione, quindi si socializza in questo periodo un po' particolare, per una serie di congiunture internazionali infelici, quindi la necessità di cercare di far coagulare attorno a un progetto, ad un'idea, all'arte, alle cose belle, quanta più gente possibile. È stato il film La Capagira di Alessandro Piva ad inaugurare l'Arena, un cult della piccola malavita girato interamente nella periferia barese, che segue le disavventure di un gruppo di criminali alle prese di un carico di droga smarrito. Per il regista questa pellicola diventa oggi espressione comune di alcuni meccanismi ancora presenti nella società moderna. E sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare, e portare un film con questa potenza, questa umanità, questa capacità di raccontare anche il degrado con umanità, che è poi alla base del mio cinema, secondo me è una cosa che colpirà le famiglie dei tamburi. Insomma, una prima serata pensata per vivere la magia del grande schermo sotto le stelle, valorizzando il territorio e offrendo alla città dei due mari un luogo di incontro e partecipazione, come hanno raccontato Dario Giulitti, Head of Brand Raffo, e Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale. Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi. Abbiamo animato con delle attività, una simulazione di un borgo di paese, con animazioni per i bambini, svolgiamo attività per gli adulti. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura. Insomma, sappiamo che abbiamo una nuova arena dove andare a vedere i film. Vi dico un po' quali sono le prossime pellicole che saranno proiettate. Abbiamo Focaccia Blues e poi Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa, Mar Piccolo e ancora Palazzina Laffa e tanti altri. E non sono solo queste, non è solo questa l'arena all'aperto dove potrete vedere dei film, c'è anche la Casa Viola, ma io adesso già vedo dall'altra parte del vetro che è arrivato. È la prima volta che conduco insieme a lui. Noi ci fermiamo perché dopo c'è Claudio Petrone, chissà che cosa mi combina.